e ho capito subito che era un furto, che stavano tentando di fare un furto e io sono riuscito a sventarlo in tempo. Nella voce di Matteo Manetti ancora la tensione per quanto accaduto ieri sera intorno alle 20:30 in questo complesso residenziale a Olmi di San Biagio di Callalta. L'uomo era appena rientrato dal lavoro, si trovava in terrazza quando ha notato qualcosa di strano nell'abitazione del vicino. Sento dei rumori. A un certo punto vedo scappare un ragazzo con la felpa verde, col cappuccio, tutto di fretta e scappano via in due. Io ho urlato dietro a questo qua, vai via, chi sei? Ha urlato ed è scappato. E ho preso tanta paura. Nel frattempo il proprietario di casa rientra e anche lui viene attirato da un particolare. Vedo gli scuri che si muovono. Nel frattempo chiama il mio vicino di sopra dicendomi che era visto qualcuno scappare. A quel punto Rizzo esce e vede i segni lasciati dal malvivente, sul condizionatore l'impronta di una scarpa, sugli scuri le scalfitture fatte per spalancarli, la maniglia piegata e il buco sulla finestra nel tentativo di aprirla. Bastavano pochi secondi se Manetti non avesse gridato e il ladro sarebbe entrato in casa dove in quel momento si trovava la moglie di Rizzo. L'uomo si rende subito conto di aver rischiato di trovarsi faccia a faccia con lui. Quando sono entrato io, magari loro erano nascosti dietro il barbecue, qua c'era la parte più oscura. A raccontare quanto accaduto sulla pagina Facebook di Furti in Corso, sempre in prima linea come osservatorio speciale contro questo fenomeno, lo stesso Manetti, provato dall'esperienza vissuta. Paura e anche ho dormito male e non sicurezza nella mia casa. Anche Alfio Rizzo, già vittima di un furto diversi anni fa, è turbato all'idea che il ladro sarebbe potuto entrare in casa dove c'era la moglie, in salotto, ignara di tutto. La mia paura più di più era quella là. E quello che poteva succedere. Per marito e moglie quella appena trascorsa è stata una notte insonne. Quando lei si è reso conto, stanotte è stata male. Ho pensato tutta la notte quello che poteva succedere. Non si può stare più in pace nemmeno a casa sua.